L'asfalto rovente, la città trasformata in un forno, è Treviso, la più calda del Veneto, in questo lunedì che segna il primo dei 3 giorni annunciati come i più infuocati dell'estate e forse di sempre. 36,7 gradi, all'ombra naturalmente, rilevati dalle centraline dell'ARPA alle 16 di oggi nel capoluogo della Marca. Segue Rovigo con 36,6, Vicenza 36,5, Verona 36,4, Padova appena sopra i 35 e Belluno poco sotto. Relativamente meglio nel veneziano con i 32,9 rilevati sul litorale del Cavallino. Si bolle anche in Pedemontana, superati i 36 gradi a Vittorio Veneto, poco meno a Feltre. Per stare sotto i 30 bisogna salire oltre i 1000 metri, ma anche in montagna fa caldo di giorno. 28 gradi e mezzo a Cortina, 1 grado in più a Falcade. Chi è rimasto in città resta chiuso in casa. Poche le persone che sfidano la calura e si rifugiano rapidamente nei locali climatizzati. Le previsioni annunciano alta pressione almeno fino a mercoledì, con temperature ancora in crescita, specie nelle zone interne della pianura.